parleremo proprio del buon pastore stamattina. Salmo 23, penso che sia il salmo più conosciuto della parola di Dio, ma anche un testo, se così passatemi questo termine, religioso, conosciuto anche in tutte le altre religioni del mondo, perché rappresenta un po' veramente il senso di chi è Dio per noi, no? E dice così questo bellissimo salmo: il Signore è il mio pastore e nulla mi manca. Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque quiete. Egli mi ristora l'anima e mi guida per sentieri di giustizia per amore del suo nome. Quando anche io camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Per me tu imbandisci la tavola al cospetto dei miei nemici. Tu ungi il mio capo con olio e la mia coppa trabocca. Certo, beni e benignità mi accompagneranno per tutti i giorni della mia vita ed io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Amen. Preghiamo che il Signore possa parlarci questa mattina. Signore Dio nostro, tu sei il nostro sommo pastore, colui che ha nelle sue mani, Signore, le nostre anime, la parte più profonda della nostra vita, quelle che le persone non conoscono, quelle che le persone non vedono. Signore, noi ti chiediamo questa mattina che in questo santuario, Signore, il santuario dell'anima, per tutti noi, Signore, possa veramente esserci un cambiamento che porta onore a te, Signore. A volte noi facciamo così fatica, Signore, ad aprire, Signore, le nostre anime alla tua opera, Signore. Ma noi stiamo pregando, Padre, perché tu possa operare liberamente in mezzo a noi stamattina. Noi sappiamo, Signore, che tu sei presente in mezzo alla tua Chiesa e tu farai questo, Signore, perché sei un Dio vivente e un Dio di miracoli. Te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Davide, quando ha scritto questo salmo, sapeva esattamente quello che stava dicendo, perché lui era un pastore di professione, no? Quando parlava di un rapporto tra pecora e pastore, lui sapeva esattamente cosa stava dicendo. La cosa incredibile è che questo salmo, Salmo 23, che come ho detto prima è uno dei più conosciuti in assoluto nella Bibbia, viene letto durante i funerali, ma non ha niente a che vedere con la morte questo salmo ha a che vedere con la vita, con un rapporto tra una pecora e un pastore, è una poesia d'amore di una pecora al suo pastore, ok? Quindi è un salmo che parla di vita. E questo salmo è stato scritto da Davide probabilmente quando era già molto anziano, molto avanti negli anni. E quindi quando Davide, guardava indietro nella sua vita, no? Tutto il trascorso che lui aveva avuto durante i suoi anni, guardando a tutte le sue esperienze, lui è stato capace di dire: il Signore è il mio pastore e nulla mi mancherà. Vuol dire che lui conosceva veramente chi era il suo pastore, no? E se io vado ad analizzare la vita di Davide non è stata una vita semplice, no? Lui era un ragazzino, come ben sappiamo, che è nato, dice la parola di Dio, con i capelli rossi. Quindi già in Israele c'era un rifiuto dei bambini che nascevano con capelli rossi, perché si diceva nella credenza popolare che un bambino dai capelli rossi era maledetto da Dio, no? Sapete che gli ebrei erano un po' particolari, i mancini erano maledetti da Dio, i capelli rossi erano maledetti da Dio, no? Gli storpi erano maledetti da Dio. Gesù, quando è venuto, ha cambiato tutto. Okay? Ma nella credenza popolare ebraica c'era questa idea, no? Che Davide era un ragazzino maledetto da Dio e quindi era una persona discriminata.
ok? Era una persona messa da parte dal popolo, si vergognavano di lui, perfino la sua famiglia si vergognava di lui, ok? E quindi Davide è cresciuto con questa discriminazione nell'anima, no? Poi è cresciuto, Dio l'ha usato per tante cose straordinarie, lui vi ricordate che ha battuto il gigante Golia, ma vi ricordate anche che lui ha fatto un omicidio, ha fatto un adulterio da re e quindi Dio l'ha dovuto andare a tirare le orecchie, no? La sua vita è stata un su e giù spirituale, se vi ricordate anche lui una volta si è finto pazzo perché aveva paura, no? Quindi la sua vita è stata un'altalena di buoni e cattivi tempi, no? Ma lui, guardando indietro e vedendo dove il Signore aveva messo mano nella sua vita, sia nei momenti buoni che nei momenti cattivi, fratelli, lui ha detto, il Signore è il mio pastore e nulla mi mancherà. Che cosa meravigliosa, gente. Che cosa meravigliosa. Lui sapeva che nei momenti buoni il Signore era presente, sapeva che nei momenti cattivi il Signore era presente, sapeva che nella morte il Signore era presente, sapeva che nella vita e nei momenti di gioia era presente e lui poteva dire con sicurezza per il suo futuro, il Signore è il mio pastore, nel mio futuro non mi mancherà nulla. Fratello, tu che sei qua stamattina, potresti dire la stessa cosa, conosco il mio pastore, conosco chi è il mio Dio, io so chi è veramente Lui. Sapete che negli Stati Uniti generalmente si fanno delle cose, chiaramente, no? Si fanno delle cose americane. Negli Stati Uniti si fanno cose americane. Loro là fanno a volte, no? Annualmente, quella che si dice la gara di lettura, ok? E nelle chiese si organizzano queste occasioni di gare di lettura. E c'è una storia molto interessante, che è una storia vera, di un ragazzino e di un anziano che sono arrivati in finale a questa gara di lettura, no? E questo ragazzino studiava dizione alle scuole e ha cominciato a leggere il Salmo, no? Rispettando le pause, rispettando le virgole, i punti, e alla fine di questa lettura che lui ha fatto, la Chiesa ha applaudito. E poi è salito sul pulpito la persona anziana, no? Ha letto questo salmo bellissimo che è il Salmo 23. Alla fine della sua lettura, fratelli, la Chiesa era in lacrime. C'era una differenza sostanziale, che il ragazzino conosceva il Salmo, ma la persona anziana conosceva il pastore. E la Chiesa ha sentito che c'era una differenza fondamentale tra lui e l'altro. Fratello, tu conosci il tuo pastore, tu sai chi sta conducendo la tua vita. Tu stai guardando il tuo futuro dicendo il Signore è il mio pastore, nulla mi mancherà. Lui sa quali sono le tue esigenze, Lui sa quali sono le tue necessità più profonde, Lui sa cosa ti serve nella tua vita. Io quando leggo la Bibbia nel Vecchio Testamento e dico Signore io voglio essere come quegli uomini, no? E Abramo morì vecchio e sazio di giorni. E Isacco morì vecchio e sazio di giorni, e Mosè morì vecchio e sazio di giorni. E io dico, gente, io voglio arrivare alla fine della mia vita vecchio e sazio di giorni e dire, Signore, ho vissuto tutto quello che c'era da vivere in questa vita, sapendo che il mio pastore provvedeva per me. Io non voglio andarmene con dei rimorsi. E sapete qual è il motivo, fratelli, per cui queste persone se ne andavano senza rimorsi da questa vita? Perché loro avevano messo davanti il loro pastore. Perché, fratelli, vi dico una cosa stamattina, il pastore non si mette dietro alle proprie decisioni, il pastore non si mette a fianco delle proprie decisioni, il pastore si mette davanti. E tutto quello che noi decidiamo nella nostra vita è perché il nostro pastore deve essere davanti e lui non accetterà una posizione diversa dal davanti, perché il pastore va davanti a noi, fratelli. Quando noi prendiamo delle decisioni nella nostra vita dobbiamo mettere il nostro pastore, il suo modo di pensare, il suo modo di vedere la vita davanti. Spendi tempo col tuo pastore. Spendi tempo col tuo Dio, perché è il tempo migliore che tu puoi passare su questa terra. E un giorno quando tu arriverai come Davide a 60, 70 anni, forse di più, ti guarderai indietro, ti mancheranno forse pochi giorni di vita e dirai, il Signore è il mio pastore, nulla mi manca, nulla mi mancherà perché Lui provvederà per la mia vita. Il pastore provvede e si preoccupa di guidarci in tutte le necessità più profonde, ma noi dobbiamo metterli nel posto che gli spetta. Punto numero 2 di oggi, il buon pastore si preoccupa di guidarci in tutte le strade della vita, ma noi dobbiamo fidarci di Lui. Versetto 2 e versetto 3 dice così,
Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme, egli mi ristora l'anima e mi conduce per sentieri di giustizia per amore del suo nome. Sapete che il deserto della Palestina non è come il deserto del Sahara, fatto di sabbia, ma è un deserto di sassi, ok? E per arrivare ai pascoli verdeggianti, il pastore a volte doveva fare delle strade un po' impervie, no? E le pecore dovevano seguirlo. Spesso le strade erano delle strade piccole, sassose, e a fianco molto spesso c'erano dei dirupi dove le pecore rischiavano di cadere. E le pecore in quel caso si mettevano una dietro l'altra e cominciavano a ascoltare la voce del pastore e a seguire la voce del pastore, perché li voleva accompagnare dove? In verdeggianti pascoli. Ma per arrivare al verdeggiante pascolo, per arrivare a un riposo dell'anima, loro dovevano seguire a volte delle strade abbastanza pericolose. Qual era la chiave di volta per arrivare al pascolo? Era la fiducia nel proprio pastore, ok? Io questa storia della mia vita io ho già raccontato, ma mi piace riraccontarla perché so che sarà utile, no? Un giorno il mio pastore, il mio sommo pastore mi ha detto: seguimi, io voglio portarti in un verdeggiante pascolo, ok? C'era qualcosa che non funzionava nella mia anima, dicevo tutti i giorni: Signore, io non trovo quella pace che tu mi stai predicando nella tua parola, Signore, c'è qualcosa che non funziona, io non riesco a capire perché. Io e mia moglie, prima di sposarci, abbiamo frequentato un corso biblico di un pastore americano che parlava del nostro passato, ti ricordi? E diceva: se voi non avete risolto il vostro passato, voi non potete avere una vita in pace, ok? E il Signore mi ha detto: ti ricordi di quel magazzino dove tu andavi dentro con una camicia e uscivi con 3? Ti ricordi che non solo le camicie, ma anche i pantaloni ce n'era uno sopra l'altro e tu eri bello, tranquillo, non avevi un pastore allora? Allora ti sembrava giusto, no? Sapete che una caratteristica degli adolescenti è non avere mai soldi in tasca, giusto? Quindi non avevo soldi, ma mi piaceva vestire bene e quindi io entravo nel magazzino e sparivo con metà del magazzino addosso, ok? E un giorno il Signore mi ha detto: mi devi seguire in questo verdeggiante pascolo, se vuoi riposo della tua anima, tu devi seguire questo sentiero di giustizia che io ti farò fare. E quel giorno il Signore mi ha detto: prendi la tua macchina, ok? Torna a quel magazzino, vai a confessare a quella signora che tu hai fatto tutto quello che hai fatto. Ho detto: Signore, ma forse c'è qualcosa, forse non hai capito bene, se io vado, ok? Lei mi fa arrestare, mi mette dentro in prigione. Mi segui? Ti fidi di me? Ok. E io ho preso la mia macchina, fratelli, il magazzino era a circa 20 km di distanza, ok? Parto e lì per la prima volta io ho scoperto che c'erano 2 di me, ok? Uno che aveva il volante da una parte, che voleva fare la volontà di Dio, sentiero di giustizia, seguire la volontà di Dio. Dall'altra c'era uno che diceva: ehi, ma cosa fai? Ma sei impazzito, torna indietro. C'erano 2 macchine nella stessa macchina, 2 io, no? Che volevano guidare uno da una parte e uno dall'altra. Ma in quel caso il mio io cristiano ha prevalso. Sono partito, sono arrivato davanti al magazzino. Quando sono arrivato proprio davanti alla porta era chiusa, ho detto: torno, finalmente. Ma mentre facevo inversione EU, la signora stava aprendo la porta. Ho detto: ok, signora, va bene, ho capito. Entro. Sapete, potete immaginare la scena, no? Mi avvicino al banco, le mie gambe cominciavano a tremare, ho cominciato a sudare. Ho detto: signora, io sono qua perché... Sì, ma non piangere, mi diceva, no? Ma dimmi cosa c'è, hai bisogno di un vestito? No, veramente i vestiti ce li ho già a casa. Non l'ho detto, però lo sto dicendo adesso. Poi ho cominciato a guardare e ho detto: signora, guardi, io ho combinato questo. Fratelli, a parte che in quel momento nella mia anima si è liberato un peso che voi non potete neanche immaginare. Il verdeggiante pascolo era arrivato. Il riposo dell'anima era arrivato. E nel momento in cui io confessavo questo, questa signora mi ha guardato, è stata in silenzio per 1 minuto, poi ha detto:
questa notte io ho sognato che qualcuno veniva da me a dirmi esattamente quello che tu mi stai dicendo. Dio aveva preparato la strada, fratelli. Tu vuoi un verdeggiante pascolo della tua anima, tu vuoi riposo della tua anima. Ritorna al tuo passato, fai questo sentiero di giustizia insieme al Signore. Non preoccuparti di quello che succederà, perché Lui è la tua guida, Lui sa che strada prendere, Lui sa dove accompagnarti, fratello mio. Quante persone che stanno camminando e camminando e camminando in un deserto che non c'è fine e non trovano riposo dell'anima. Sapete perché? Perché noi non ascoltiamo la voce del nostro pastore, non ci facciamo guidare in sentieri di giustizia. Ma Dio è qua che ti sta dicendo stamattina, come ha detto a me in quel tempo: seguimi, fidati di me e io ti darò un riposo dell'anima che tu ancora non conosci. Sei d'accordo con me? Sei disposto a seguire il tuo pastore? Il buon pastore, terzo punto, ha un impegno a essere insieme a noi nelle valli oscure che passiamo, ma noi non dobbiamo mai dubitare della sua presenza. Dice il versetto 4: quando anche io camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei male alcuno, perché tu sei con me, il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Sapete che in Israele c'era una valle che si chiamava la valle di Maaca, ok? Gli ebrei in quella valle, da un posto molto più alto, buttavano tutte le spazzature della città. Le spazzature in quel posto cominciavano a fermentare, producendo un gas che si chiama diossina, ok? La diossina si incendia naturalmente con il contatto con l'ossigeno dell'atmosfera. E a volte il pastore doveva, per portare ai pascoli verdeggianti le anime, le pecore, doveva passare per quella valle. Voi potete immaginare una pecora, no? Che è un animale dolcissimo, delicatissimo. Una pecora non è in grado di mordere, non è in grado di dare calci, non è in grado di fare del male neanche una mosca, ok? Doveva passare in mezzo a questa valle dove ogni tanto uscivano delle fiamme, dove c'era una puzza terrificante, è l'immagine dell'inferno, ok? Allora ti faccio una domanda: il Signore a volte ti ha mai accompagnato per una valle che sembra l'inferno? A me sì. Fratelli, nel 2008 mi sono ammalato di cancro all'intestino. È stata una valle infernale. Ma sapete una cosa? Vi dico una cosa: il Signore è stato sempre con me. Non mi ha mai lasciato un attimo. È interessante quello che è successo in quel tempo, no? I fratelli della chiesa riempivano l'ospedale, ormai le infermiere guardavano: voi siete per San Felice? No, no, state fuori. Ma i fratelli riuscivano a entrare in orario, fuori orario, mi venivano a visitare, no? Questo mi riempiva il cuore. Ma la notte, gente, quando io rimanevo da solo, ci conforta, no, la presenza della chiesa. Ma la notte, quando io rimanevo solo, sapete chi c'era con me? C'era il mio pastore, che non mi mollava mai. Io non so qual è stata la tua valle dell'ombra della morte, forse la stai attraversando adesso, ma ti posso assicurare una cosa: che il Signore è sempre lì con te, Lui non ti molla mai. Sapete qual è il nome di Gesù? Una cosa interessante, no? Quando noi leggiamo la Bibbia così ci riempie il cuore. Quando Gesù è nato, l'angelo ha chiesto a Maria: tu chiamerai questo bambino Emanuel, no? È bello che non l'ha fatto chiamare Gesù, l'ha fatto chiamare Emanuel, ok? Sapete cosa significa la parola Emanuel? Vuol dire Dio con noi. Dio con noi sempre. Dio con noi sempre, fratelli. Nei momenti bui Lui è lì con te, quando tu piangi Lui è lì con te, quando tu soffri Lui è lì con te, quando starai per morire Lui è lì con te, quando ci sono problemi in famiglia Lui è lì con te, quando ci sono problemi con tuo marito, con tua moglie Lui è lì con te, quando ti viene a mancare una persona cara Lui è lì con te, sempre lì con te, sempre. Fratelli, gli uomini ci sono oggi, domani scompaiono,
ma il Signore, Lui è lì con te. Non ti molla mai. Non dubitare mai di questo. Quarto punto. Il buon pastore si preoccupa di guarire tutte le nostre ferite, ma noi dobbiamo permettergli di usare il giusto balsamo. Allora, la pecora ha una caratteristica. La pecora è facilissimo che si faccia del male da sola. Quando la pecora stava per andare nei pascoli da cui era accompagnata dal pastore, no? Durante il suo cammino in Israele c'è un cespuglio, in particolar modo un cespuglio spinoso con dentro delle bacche rosse molto dolci. Okay? E le pecore durante il tragitto sognano l'erba fresca, no? Di arrivare, di mangiare, ma durante il tragitto guardano per questi grandi cespugli con dentro queste bacche rosse, dolci, delicate, che sfamano un pochino, no? Tolgono un pochino la fame durante il tragitto. E sapete cosa fanno le pecore in genere? Infilano il muso in questo cespuglio, brucano una bacca, solo che il problema è tirar fuori dopo il muso. Quando tirano fuori il muso si feriscono completamente con le spine. Che senso spirituale che ha questa immagine, fratelli. Dio sa quali sono le nostre necessità, solo che il problema è che noi tante volte vogliamo prendercele in anticipo. No? Una cosa a cui mi riferisco, per esempio, io ho, come ho detto prima, 3 figli adolescenti, no? Loro vogliono, io voglio questo, io voglio l'altro, io voglio quest'altro. E per ottenere, cosa fanno? Infilano il muso in cespugli dove ci sono delle bacche dolci. E cosa succede? Le ferite. C'è una cosa interessante che succede in chiesa, c'è una bacca che tutti vogliono mangiare, il pettegolezzo. La parola di Dio dice in Proverbi, le parole del maldicente sono come ghiottonerie, bacche dolci, che raggiungono la parte più interna delle viscere, nella parte più profonda. E gente, quante ferite perché la pecora infila il muso in questi cespugli di pettegolezzo. Gente, chiese si spaccano, si fanno del male perché? Ma il fratello ha detto questo, quest'altro, tutte con il muso infilato nel cespuglio, no? E poi quando si esce, scoppia, vero o no? Non ho mai visto questo in chiesa. Gente, sapete a chi tocca fare la cura dopo? Al pastore, sommo pastore delle pecore. Il pastore guarda la sua pecora quando rientra all'ovile, qua dice che tu ungi il mio capo con olio. Sapete per cosa veniva usato l'olio? Era un medicinale che veniva spalmato nelle ferite delle pecore per guarire. Cosa interessante che il pastore guardava una a una le sue pecore rientrare nell'ovile e quando vedeva una ferita fermava un attimo, metteva l'olio, ma c'è un problema, che l'olio brucia un po', è vero o no? A volte Gesù per fare la cura doveva passare dentro con il dito nella ferita, no? Poi la ferita guariva sì, ma bruciava, fratello. Le ferite di Gesù sulla croce oggi ti possono portare a guarigione. Forse brucerà un po', forse Lui ti confronterà con la verità di quello che io e te abbiamo fatto, ma ricordati, se tu vuoi guarire nella tua anima, tu devi prendere l'olio del pastore, tu devi guardare negli occhi il tuo Signore e dirgli, Signore, ho bisogno di essere curato, ho bisogno della tua mano sopra di me, ho bisogno che tu richiudi questa ferita e ti posso assicurare, fratello, si può fare. Un giorno Dio mi ha curato. Sapete quando si è giovani nella fede, no? Si è pieni di entusiasmo, ma l'entusiasmo a volte sfocia nel farisaismo, no? Tu pensi di sapere tutto, tu pensi di aver fatto l'esperienza del cristianesimo nel giro di 2 anni. Più vado avanti col Signore, sto dicendo, più vado avanti col Signore meno so. E quel tempo, ero neocredente, ho cominciato subito il Signore mi ha preso per insegnare la parola di Dio, solo che
ancora non capivo che cos'era umiltà, no? E quindi ho cominciato a fare, come si dice in Italia, il gradasso, no? E ho ferito delle persone. In particolar modo c'era una famiglia della mia chiesa che io ho ferito in modo particolare. Questa famiglia ha cominciato a parlare male di me e di conseguenza, che io ero giovane nella fede, cosa ho fatto? Ho parlato male di loro. Un giorno il Signore mi ha detto: vuoi guarire? Perché tu stai male. Ho detto: sì Signore, sto male. Vuoi guarire? Allora tu torni da quella famiglia e tu chiedi perdono. No Signore, ma io sono l'insegnante, loro sono gli allievi, devono imparare. Torna a chiedi perdono a quella famiglia. Stavo rientrando nell'ovile, il Signore ha visto questa ferita, no? Sono andato, ho chiesto perdono, è stato un rospo gente da mandare, un rospo, sai, grosso. Ma oggi io sono qua a predicare la parola di Dio. Loro non hanno chiesto perdono e sapete dove sono queste persone? Fuori nel mondo. E io ho considerato: Signore, oggi io potrei essere al loro posto se non ti avessi ascoltato, ma ho permesso a te che passassi l'olio della guarigione sulla mia ferita. Io non conosco le vostre vite, fratelli, ma sono sicuro che ci sono diverse ferite da guarire. Diverse ferite da guarire. Si balla tra porcospini in chiesa, né? Sapete come ballano i porcospini? Ma quando ci si avvicina un pochino, ai! Ungolo, no? Porcospini. Io e te siamo molto diversi e a volte, fratelli, ci facciamo del male, ma non permettiamo che le nostre ferite si infettino e portano alla morte, perché i batteri fanno male. Persone sono fuori dalla Chiesa perché non hanno permesso al Signore di mettere la mano nella ferita. Persone che non si parlano perché non permettiamo allo Spirito Santo di ungerci con la sua guarigione. Permetti che il Signore metta la mano nella tua ferita e che Lui possa guarirti fino in fondo. Torna là dove devi tornare, chiedi perdono, ricevi perdono, ma non permettere che questa ferita si infetti e che possa portarti alla morte. Ultimo punto. Punto 5. Il buon pastore si preoccupa di riaccompagnarci all'ovile della vita e di conservare la nostra anima per sempre, ma noi dobbiamo abbandonarci completamente a Lui. Versetto 6 dice: certo, beni e benignità, Davide stava guardando al suo futuro, fra poco lui sarebbe stato nell'eternità, no? Certo, beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò nella casa del Signore per sempre. Lui stava pensando a che cosa? Alla sua morte. Stava pensando ai prossimi anni, quando avrebbe restituito la sua anima al Signore, no? Ti do una brutta notizia. Io e te dobbiamo ritornare alla terra, a essere polvere. Dobbiamo morire. La società di oggi ha rimosso l'idea della morte dalle proprie case, ok? Popoli antichi, per loro morire era solo un passaggio. Noi oggi non consideriamo l'idea della morte, la morte per l'uomo è una sconfitta. Oggi stanno studiando elisir di lunga vita in tutte le parti del mondo per poter vivere di più, no? Berlusconi ha detto che viviamo 120 anni, a me bastano vivere 70, ma bene, non voglio arrivare a 120. Potete immaginare quelli che sono vissuti 969 anni in Matusalem, no? Ho detto: Signore, ma misericordia, cosa aveva nell'anima quell'uomo lì quando è arrivato a 969 anni, ne aveva visti di tutti i colori. Il problema, fratelli, è che noi non consideriamo l'idea della morte. Davide guardava i suoi propri futuri anni, no? Pochi anni che gli rimanevano da vivere, e diceva: io abiterò nella casa del Signore per sempre. Stava per essere riaccompagnato all'ovile eterno, no? Ma c'è una cosa che voglio dirti. Sapete cosa faceva il pastore quando riaccompagnava le pecore all'ovile durante la notte? Allora lui si metteva intanto sulla porta e le guardava una a una passare, no? Le chiamava per nome perché le conosceva bene. E poi, quando tutte erano distese, sapete cosa lui faceva? Si coricava nell'apertura della porta. Perché non esistevano porte di legno negli ovili, no? Semplicemente un varco in mezzo alle pietre. Per impedire che i lupi entrassero, lui si coricava sulla porta in modo che se un lupo doveva arrivare, colpiva per primo lui e le pecore erano protette.
Questa è un'idea della vita eterna, fratello. La tua vita è al sicuro col Signore. Un giorno io e te partiremo per l'eternità e non c'è nessun dubbio che il nostro deposito è ben protetto là nell'eternità e nel cielo. Io voglio la mia casetta, anche se di legno, non voglio rubinetti d'oro, non voglio niente. L'importante è che il Signore mi abbia riservato il mio posto. Vi ricordate quando Gesù ha detto: io vado a prepararvi un posto per me c'è, un posto per te che hai ricevuto il Signore nella tua vita come personale pastore, Signore, della tua vita c'è. Ma io so che qua ci sono persone che ancora non conoscono personalmente questo pastore. Io vorrei che tu lo conoscessi, caro mio, per poter dire come Davide ha detto all'inizio: il Signore è il mio pastore e nulla mi manca. Nulla mi mancherà per il mio futuro, nulla mi è mancato in passato, io mi fido di Lui. Cosa ne dici? Vale la pena conoscere quest'uomo che si chiama Gesù di Nazareth? Lui ha detto: io metto la vita per le mie pecore. Vale la pena spendere una vita a essere guidati dal nostro buon pastore. Chiudi i tuoi occhi insieme a me questa mattina. E voglio dirti che chi segue le orme e la voce del suo pastore non rimarrà mai deluso. A volte possiamo anche rimanere dubbiosi sulla sua guida, questo può capitare, ma la pecora ha una vista molto limitata, molto corta. Il nostro pastore vede molto più lontano di noi. Se il Signore ti ha parlato questa mattina, prega insieme a me. Prega insieme a me che il Signore possa rimettere in ordine la tua vita. E se ancora tu non conosci personalmente questo pastore, perché un giorno, fratelli, arriveremo davanti al nostro sommo pastore e lui dividerà, e questo è biblico, c'è scritto nella parola di Dio, i capri dalle pecore. Alcune capre diranno: Signore, ma noi abbiamo fatto grandi cose nel tuo nome. E sapete cosa lui dirà? Io non ti ho mai conosciuto. Perché Gesù è un esclusivista. Lui dice: nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Nessuno. Perciò se tu ancora non conosci questo buon pastore, questo è il giorno giusto. Non lasciare passare questo momento. Se tu sei una pecora del Signore che da tanto tempo non sta seguendo le orme del suo Signore, hai un'occasione stamattina di dire: Signore, io voglio riconsacrarmi a te, voglio rifare un patto con te, voglio seguirti, Signore. Qualsiasi sentiero di giustizia tu mi guidi, io voglio seguirti. Quindi noi pregheremo in questo momento che Lui possa veramente amministrare in totale libertà la nostra vita. Preghiamo. Signore Gesù, io ti ringrazio che questa mattina eri presente in mezzo a noi. Grazie per la tua parola, Signore, perché la tua parola tocca nel profondo della nostra anima. Signore, io ti chiedo in questo momento che lo Spirito Santo faccia un lavoro straordinario nella nostra anima e che noi possiamo, Signore, rispondere sì a tutto quello che tu ci chiederai. Io ti chiedo che se tu sei stato colpito dalla parola di Dio questa mattina, se tu vuoi la preghiera della Chiesa, ti chiedo di alzare la tua mano e di passarla subito dopo. C'è qualcuno? Dio ti benedica là dietro, Dio ti benedica, Dio ti benedica, Dio ti benedica, quante belle pecore, gloria a Dio, Dio ti benedica, Dio ti benedica. Non avere paura, fratello, Dio ti benedica, non avere paura perché il Signore è qua con noi siamo una famiglia. C'è qualcuno che non conosce ancora il Signore personalmente? Alza la tua mano, non avere vergogna, so che pesa, ma non avere paura perché Lui è qua per guidarti. C'è qualcuno ancora?
Dio ti benedica là dietro. Amen. Gloria a Dio. Dio ti benedica. Amen. Alziamoci tutti in piedi. Invito il gruppo di lode a venire qua. E mentre il gruppo di lode canta un altro inno insieme a noi, tu che hai alzato la tua mano, vieni davanti e vogliamo pregare insieme. Ok? Perché il Signore possa veramente benedirci attraverso la tua decisione di seguire il buon pastore. Amen.